Ugo, abbiamo delle notizie importanti che riguardano chiaramente il campionato nazionale dilettanti. È comparsa ieri la notizia, possiamo anche darla ufficialmente, che il campionato partirà il 27 settembre, una settimana prima la Coppa Italia. Queste sono le anticipazioni da parte del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. Per quanto riguarda le squadre isolane che attualmente hanno diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie D, si può dire che per quanto prevede il regolamento della Coppa Italia della Lega Nazionale Dilettanti, Lanusei ed Arzachena, in quanto hanno chiuso lo scorso campionato all'11° e al 14° posto, e il Carbonia, in quanto neopromossa che ha vinto il campionato d'eccellenza, saranno impegnate il 20 settembre nel turno preliminare. Per ragioni geografiche il Carbonia dovrebbe giocarsela contro il Lanusei, mentre l'Arzachena incontrerà una squadra laziale. Per quanto riguarda Torres, Latte Dolce e Muravera, invece lo scorso campionato al terzo, quinto e nono posto finale passano direttamente al primo turno, che a questo punto si disputerà nella settimana, durante la settimana, appunto, turno infrasettimanale. Quindi attenzione anche alla Coppa Italia, ma ci sono ovviamente da seguire le notizie che riguardano il Carbonia Calcio per la campagna di rafforzamento. Intanto, dopo una visita veloce alle strutture, poche parole, quelle giuste, la posa delle basi per un nuovo progetto, si è presentato Marco Mariotti, ha scelto appunto Carbonia, sarà la sua nuova casa del tecnico ex Torres, come anticipato nelle scorse ore, ad aiutarlo nella creazione della rosa per la prossima stagione in Serie D. Come abbiamo già anticipato, dopo la promozione centrata in eccellenza da Andrea Marongiu, ci sarà Andrea Colombino, ex direttore sportivo sia della Torres che del Latte Dolce. Il ritorno sull'isola dopo i mesi di lockdown trascorsi in Liguria di Mariotti pone davanti ad un quesito: cosa aspettarsi, caro Ugo Bulgarelli, dal Carbonia. Insomma, il progetto dei neopromossi prevede un primo campionato di assestamento con una salvezza tranquilla per poi crescere nella categoria, e di fatto l'arrivo del nuovo staff darà una sterzata al mercato delle squadre sarde. Fin qui, dobbiamo dirlo, a farla da padrone sono state Torres, Latte Dolce, Muravera e Lanusei, ma da questo momento il Carbonia e sicuramente anche l'Arzachena movimenteranno le trattative per la creazione delle rose nella prossima stagione. L'allenatore Mariotti con sé a Carbonia avrebbe voluto, lo possiamo dire, uno dei suoi pupilli, uno di quelli che aveva già la Torre, sto parlando di Pisanu, ma il centrocampista ha firmato nelle scorse ore l'accordo con il Latte Dolce. E sempre parlando di centrocampo, per la campagna di rafforzamento del Carbonia Calcio, il nome che piace è quello di Alessandro Masala, un profilo che un po' tutti cercano in questo campionato, anche lo stesso Latte Dolce. Il ragazzo però aspetta qualche chiamata dalla Serie C, quando il campionato, finiti i playoff, determinerà le squadre della prossima stagione. In caso di mancato accordo però il Carbonia rimane alla finestra, e quindi il mister Mariotti sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte per la fascia, appunto, per quanto riguarda la maglia del Carbonia. Per la fascia di difesa invece il nome caldo è sempre quello di un ex Torres, Marco Russu. Queste le notizie che arrivano naturalmente per quanto riguarda la campagna di rafforzamento, ma a Carbonia potrebbe esserci anche, usiamo il condizionale, Tore Pinna come preparatore dei portieri e vice allenatore di Mariotti. Dopo l'esperienza in panchina insieme con il portierone di Sorso proprio alla Torres, Pinna però potrebbe non essere l'unico profilo di peso, come abbiamo già annunciato prima, ex Torres. Si parla anche di Giacomo De Martis. Insomma, l'esperto centrocampista potrebbe seguire il suo vecchio tecnico nel Sulcis, ma nelle ultime ore si è inserita un'altra squadra sarda, l'Arzachena, che ha annunciato nelle scorse ore le dimissioni per motivi personali del presidente Stefano Chisoli. Sta pressando l'ex giocatore. Tra le altre squadre ha vestito la maglia del Grosseto, che potrebbe spostarsi in Costa Smeralda oppure scegliere proprio Carbonia. Insomma, Ugo, ieri ho avuto anche un colloquio telefonico con il presidente del Carbonia Calcio, Carlo Foti, sempre disponibile nei nostri confronti. Mi ha detto che è a stretto contatto con il direttore sportivo Colombino, con il tecnico Mariotti, e ha detto il presidente: ci sarà una rivoluzione nella squadra, sarà una squadra
composta da giocatori di esperienza di categoria, e il mister ha detto così, Foti, parole sue, mi ha chiesto giovani che si mangiano l'erba, giovani che naturalmente devono correre, dare tutto in campo, un Carbonia spavaldo, un Carbonia che deve centrare una salvezza anticipata. Queste le parole del presidente, che è impegnatissimo, a stretto contatto con i nuovi arrivati, insomma, Colombino direttore sportivo, Mariotti tecnico, ex Torres, pronti per costruire la squadra del Carbonia Calcio. Per quanto riguarda lo stadio, abbiamo detto già nelle scorse ore c'è stata anche la visita da parte del responsabile commissario della federazione, ha detto che ci sono i presupposti con un po' di lavori per poter disputare e avere quindi l'accesso al campo stadio Zoboli di Carbonia, e quindi mi pare che tutto sta procedendo nel senso giusto, Ugo. Il profilo che abbiamo conosciuto, che tu hai descritto, quindi giovani che hanno voglia di emergere, e uno staff composto da professionisti. Questa è la fotografia che come bene hai descritto di quello che dovrà essere il nuovo Carbonia. È questo, Renato, no? Sì, assolutamente, un Carbonia, come ho detto prima, grintoso, un Carbonia che dovrà affrontare un campionato nazionale dilettanti difficilissimo, possiamo dire a tutti coloro che ricordano la Serie C2 di tanti anni fa, ecco, questo è praticamente lo stesso campionato degli anni '80, un campionato che la squadra che vincerà questo torneo disputerà addirittura la Lega Pro, per cui insomma è una stagione difficile, non sarà facilissimo, si andrà a giocare in campi come quello del Latina, ricordo alcuni anni fa io feci la radiocronaca di Latina Cagliari in Serie B, insomma Aprilia, ci sono tante squadre del Lazio, qualche squadra anche della Campania, e il Carbonia deve essere pronto in battaglia, in guerra per raggiungere la salvezza anticipata. Questo è l'obiettivo della società nella prossima stagione, prima di creare naturalmente i presupposti, piano piano, magari chissà mai, un sogno, riuscire a toccare nuovamente la famosissima Serie C. Senti Renato, se sei voglia di presentarci la 32esima giornata della Serie A, due parole sulla partita del Cagliari domani in casa con il Lecce? Sì, possiamo dire sul Cagliari, insomma, ormai ha centrato la salvezza, complimenti a Walter Zenga per come sta facendo giocare il Cagliari, qualcuno era scettico nel momento in cui fu scelto l'allenatore dal presidente Giulini, invece mi pare stia dimostrando di avere delle ottime qualità, d'altro canto con Maran il Cagliari era scaduto veramente tantissimo nelle ultime partite, e per cui adesso si sta riprendendo, un Cagliari che evidentemente non è capace di riuscire a centrare la qualificazione nella zona europea, però è un Cagliari che in queste ultime 7 partite può certamente raggiungere quota 50-51 punti, che sarebbe veramente un bel bottino. Domenica contro il Lecce, naturalmente si augurano tutti i tifosi rossoblu che il Cagliari possa centrare una bella vittoria. Insomma, questo è l'augurio che facciamo noi al club rossoblu, che in questa stagione insomma ha avuto una partenza lanciatissima, poi era franato veramente in maniera incredibile, adesso si sta assolutamente riprendendo per chiudere il campionato in bellezza. Senti Renato, grazie mille, intanto ti ringrazio, noi ci risentiamo per il nostro appuntamento del lunedì naturalmente con altre novità sul Carbonia, per commentare anche come è andata la partita del Cagliari, ma più in generale la 32esima giornata. Grazie mille e ti auguro una buona giornata, Renato. Grazie a te Ugo, buon lavoro naturalmente a tutta la redazione di Radio Luna, da Renato Scanu, la linea che può tornare alla regia. Grazie mille. Di buona speranza scelgo la vita, l'unica salva è quando penso che sia finita, è proprio adesso che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita, che fantastica